Adesso tutto il mondo della pesca si aspetta un cambio di passo nelle decisioni, un aumento dei fondi a disposizione e la soluzione dell'emergenza che sta mettendo in ginocchio Veneto ed Emilia-Romagna. L'emergenza è quella del granchio blu. La novità è la nomina del commissario straordinario da parte dei ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente. Si tratta di Enrico Caterino, già prefetto a Rovigo e Ravenna, dunque proprio nei territori di questa emergenza. Questa nomina, nel naturalmente darci una figura di riferimento che potrà attuare tutte quelle prerogative e quei poteri anche di carattere speciale, sarà per noi un punto di riferimento per implementare la collaborazione tra operatori della pesca, i livelli istituzionali territoriali, in particolar modo le regioni e naturalmente il governo. Siamo pronti sin da subito a lavorare col commissario. Dal commissario le associazioni di categoria si attendono tempi più veloci per liquidare le aziende e ripristinare una situazione di normalità e la ripresa dell'attività produttiva dei pescatori, afferma Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Nel delta del Po il granchio blu sta facendo strage di allevamenti di vongole e cozze, ma anche telline, altri crostacei e piccoli pesci. È certo che si tratta di un'emergenza che anche quest'anno si manifesta con una gravità estrema e che quindi necessita di risposte anche di carattere straordinario che possono appunto individuare nella figura del commissario quel soggetto che possa darne piena attuazione. Secondo la Coldiretti Pesca, i danni alle imprese, per alcune cancellato il 100% della produzione, hanno ormai superato i 100 milioni di euro, una situazione che minaccia la sopravvivenza nella zona di oltre 2000 famiglie.